CA 115, sportello 4. Ha aperto solo questa mattina, ma la fila allo sportello amico di Equitalia è già lunga. Dopo Mestre e Padova, anche a Treviso, come negli altri capoluoghi veneti, è stato predisposto nell'agenzia di Viale Montegrappa un punto d'ascolto per i contribuenti che si trovano, per qualsiasi motivo, ad affrontare situazioni di difficoltà nel regolarizzare la propria posizione con il fisco. Una decisione presa a livello nazionale in seguito alle polemiche che hanno travolto l'agenzia di riscossione. È l'obiettivo di dare un momento di ascolto a situazioni di particolare criticità in cui può incorrere un contribuente, dove eventualmente anche a fronte di un problema di tipo fiscale possono sommarsi problemi di natura personale e rendere così magari poco lucido il momento in cui si debba affrontare semplicemente un problema di natura fiscale. Un servizio accolto con favore dai contribuenti. Ben venga allora questo sportello, speriamo che i risultati siano pari alle aspettative. Mi trovo molto bene adesso, ho avuto delle spiegazioni molto appropriate in quello che io ho bisogno. Certo è che chi si trova ad avere a che fare con l'agenzia di riscossione spesso ha poco di che stare allegro, specie in questi tempi di crisi, tanto che per i casi più complessi o delicati le stesse associazioni di categoria hanno chiesto delle corsie dedicate proprio per poter giungere ad un accordo per regolarizzare la posizione fiscale nel modo meno traumatico possibile. Per rateizzarsi, signora, perché qua non si fa fa, sì che bisogna, non che sia altro da fare, speriamo bene. Ci sono anche dei impiegati che ti capiscono, però alla fine pagare bisogna pagare, dopo se uno non ce l'ha non so cosa faccia, perché qua veramente sì, questi qua ti tengono al collo.